Lo stacco in questo istante, lungo la corda veloce Orbetello, al suo esterno è efficace nel lancio Otelmas con allargo Mesh PB, Orbetello Otelmas Mesh PB, mentre c'è stata la rottura di Orione OM, 200 iniziali in 14 scarso, 13.8 sul mio cronometro, con Orbetello al comando, Mesh che lo incalza, Otelmas che ha ripiegato sulle Mans PB al largo Luxor dei Greppi, ancora Orfeo Jet, all'esterno Monique Rivarco nella scia di Luxor, Mesh all'attacco di Orbetello che non molla, ne vengono fuori così 600 metri iniziali in 44 appena abbondante. Orbetello e Mesh, Otelmas e Le Mans, Orfeo e Luxor, Monique, Nadine a chiudere il gruppo insieme a Orione OM. 800 iniziali in un minuto scarso, gruppo disposto in doppia fila, Orbetello e Mesh PB in coppia su Otelmas e Le Mans PB, poi Orfeo Jet al largo Luxor seguito da Monique, primo chilometro nell'ordine del 16 e qualche spicciolo. Metà della retta opposta alle tribune, Orbetello alla corda, Mesh all'esterno, Le Mans che scatta in terza ruota a centropista, avanza anche Monique Rivarco, Le Mans PB in un amen si libera dalla coppia di testa, affronta al comando l'ingresso sulla curva conclusiva, inseguito da Monique Rivarco, Le Mans, Monique, Orbetello stanco ne ha abbastanza, poi si aggancia anche con Mesh PB, entrambi in calo, ingresso della retta di arrivo con in vantaggio Le Mans PB, Monique che prova l'inseguimento, Le Mans va via bene, Monique insegue, poi Nadine alle prese con Luxor, Le Mans PB che viene a concludere facile in piena spinta su Monique, poi Nadine B su Luxor dei Greppi e Orione OM. 2,1,5 nell'ordine dell'1,16 la media al chilometro, il successo in grande stile per Le Mans PB e Giuseppe Lombardo Junior, il training di Anzano di Anda, i colori della scuderia Samu, la media al chilometro e la quota al totalizzatore di 5,46, la media già detta intorno all'1,16.